Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, vai di FIFO 14, carriera con il PSV. Allora ragazzi, ho letto tutti i commenti, tutti i consigli, adesso vediamo di cambiare un po' la formazione. Chiaramente il PSV non lo conosco benissimo, io ho venduto anche dei giocatori che voi sinceramente avete scritto che erano forti, io però ho visto un po', ho guardato un po' anche nei vari potenziali e quelli che ho venduto non erano straconsigliati, però forse il Koeman ne può avere anche cappellato, va bene, cioè ci sta, fino alla fine, dopo i 2 anni del Borussia Dortmund mi sono rincoglionito a trombarettori e la squadra e non ho più praticamente cagato il calciomercato, bene. Allora, in porta avete consigliato Titan rispetto a Coso, a Zoet, quindi vai di Titan. Titan, scusate. Come difesa teniamo Arias, Rekic rispetto a Doria è considerato più forte, comunque più veloce, anche se Doria ho visto che comunque nei potenziali diventa forte, però per il momento teniamo Bruma e Rekic, o Rekic, a voi la scelta. Willems a sinistra, poi qua ho cambiato con un falso 9. Allora, il problema qual è? Che non ho un attaccante praticamente, non ho un attaccante puro. Allora cosa ho fatto? Visto che qua Maher fa il trequartista come ruolo naturale, ho detto proviamolo come falso 9 e speriamo, chiaramente anche lui non è una bestia, anzi poretto 1,75 per 75 kg, però forse è l'unica possibilità che ho più che altro per poter mettere Dipay e Baccali alla sinistra e alla destra. Poi qua come centrocampista sinistro ho messo il Cova e come centrocampista centrale destro ho messo Ocampos, che lui diciamo un po' non è proprio nel suo ruolo naturale, però insomma può far bene comunque qua. Anzi, come riserve, insomma, mi spaccate il culo, avete anche ragione, io ho veduto un po' di gente, non mi ricordo neanche i nomi, perché, ripeto, ho guardato un po' anche i potenziali, non mi sembravano stellari, comunque ho Zoet, Jorgensen, Doria, Park, Ruiz, che comunque lui sta giocando bene, che ecco, anche lui potrebbe essere in realtà potrebbe giocare da attaccante, però diciamo che gli facciamo fare la riserva con Maher, che c'è anche Ruiz è bravo, cioè, sta giocando bene fino a uno dei migliori. Vabbè, intanto teniamo così, anzi ragazzi, aspetto consigli su come fare, cioè se tenere Mario Ruiz come falso 9 o se invece provare proprio Ruiz come punta, anche se ripeto, non è punta perché è trequartista o esterno destro, quindi non c'entra un cazzo. Poi come centrocampista vabbè, Ismark, Jofferson e poi vabbè le riserve, sti pipponi qua. Purtroppo è venuto un giocatore che voi avete considerato tanto della squadra, mi dispiace, però comunque sono delle idee che il primo anno possiamo anche fare qualche cappella, ma se ci impegniamo possiamo arrivare magari in Champions, in Europa League e lottare fino in fondo e il secondo anno sarà secondo me il vero anno, però non buttiamo via questa stagione che possiamo sempre recuperare. Quindi ragazzi il consiglio è che se tenere un falso 9 con Maer o se invece tentare con Ruiz di farlo giocare attaccante, anche se attaccante non è. Chiaramente a gennaio aspetto consigli per qualche acquisto, chiaramente ho bisogno di vendere per comprare perché non ho tanti soldi, quindi ecco i consigli sono Ruiz, Maher, falso 9 o comunque mettere Ruiz attaccante o altre cose e chi vendere per poi comprare un attaccante per gennaio. Buono raga, andiamo, ringrazio tutti per i consigli, se non ho risposto tanto è perché purtroppo sono tanto impegnato, assolutamente non mi sono dimenticato di voi, anzi speriamo di fare degli anni positivi del PSV e poi magari provare anche l'avventura magari in Italia. Tanti mi avete chiesto il Milan, visto che sono milanista, non ho mai fatto una carriera col Milan seria, vediamo, solo che ragazzi forse è meglio giocare nel Catanzaro che nel Milan, perché il Milan è proprio impossibile vincere purtroppo. Buono ragazzi, andiamo, queste due partite le facciamo senza highlights perché così potete capire bene i problemi della squadra e mi potete consigliare nella maniera più giusta. Andiamo, siamo contro il Cambur, onestamente io spero di dominare questi qua perché non li ho praticamente mai sentiti, cazzo, se non ne ho promossi probabilmente. E niente, ho fatto un po' di vaneggi, i due, io sapevo che erano due ali, il Varibacca e il Dipe, però è chiaro che non avevano attaccanti, volevo, diciamo, tentare di giocare con un attaccante centrale piccolino e veloce, ma è proprio impossibile purtroppo. Vai ragazzi, andiamo a massacrare queste squadre e vedere se i consigli dei Comediani sono buoni. Dai ragazzi, pressiamo questi merdosi. Dopo la buona vittoria di cuore con la Z Alkmaar, il PSV vuole continuare e vuole cominciare a marciare perché ragazzi siamo molto indietro rispetto al Twente. Bravissimo, vai Cova, e il Cova la dà al Bacca, vai Bacca che si invola, il Bacca si invola,
Di testa qualcuno e c'è subito il gol! E c'è subito il gol di Maher! Incredibile di testa! 1-0 PSV! Bravi ragazzi, bravi sti ragazzi. Dai che deve cominciare la rincorsa del PSV. Mamma mia, per poco andavo. Il Dipe. Vai Maher, niente da fare, recupera molto bene qua. Recuperano bene gli avversari. 1-0 dopo 7 minuti però, e godo. Il Cume gode, il Cume gode, il Cume gode. E me la godo. E me la godo, me la godo, me la godo. Occhio. Stiamo calmi perché la squadra non mi sembra uno squadrone sinceramente. Bravissimo. Vai Kovacic. E il Kova se ne va. E vai Bacca. Il Bacca splendidamente splendido. Ah, qua il Bacca sbaglia. Anche il comandone però ha fatto forse un piccolo errore. Buono, buono sto prendendo. Ma dov'è il fallo? Ma dov'è il fallo? Pippone. Pipponi nel cuore. Merda. Dai che roba nostra, dai che roba nostra. Occhio. Bravissimi, dai che va bene, dai che va bene questo pressing, dai che va bene. Bravo di testa, ok. Andiamo. No. Volte penso sempre di avere i fenomeni del Borussia, cazzus. Marcalo, marcalo. No, questa è bruttina. Dai che è nostra, dai che è nostra. Quindi bocciato Doria dai cumendiani, perché è troppo lento. Concordo che sia lentissimo. Su Football Manager va alla grande. Attenzione, bellissimo passaggio. È troppo lento. D'altronde anche lui fisicamente non è una bestia. Qualcuno mi ha scritto che Suarez non è una bestia, quindi io mi lamentavo del fatto che amano gli attaccanti pesanti, però cioè, se uno è un fenomeno può essere anche 1,30 m, cioè se Maradona non mi sembrava tanto alto, però faceva quello che voleva in qualsiasi ruolo, lo metteva anche in porta, probabilmente giocava bene, cioè io parlo di giocatori comunque normali. Vai Dipe, il Dipe, prova il tiro impossibile, parata, però ci siamo, non stiamo rischiando niente, non stiamo giocando un calcio devastante, però insomma ci siamo. Bisogna avere pazienza ragazzi, la squadra è appena nata. Vai Kovacic, vai Kova. Vai Kova, vai Kova. Tiro di testa, mamma mia, si segnava il secondo gol di testa, ma Erez veniva giù lo stadio. Comunque ragazzi, tante volte il calciomercato è un po' difficile farlo vedere in diretta. Io ci ho provato quella volta ed è riuscito anche abbastanza bene, però non è semplice perché comunque bisogna stare là a pensare, capire cosa fare, tante volte fai anche dei vaneggi, cioè non è proprio semplicissimo da registrare il calciomercato, soprattutto su FIFA rispetto a un Football Manager. Bravi. Ah, per poco era mia. Cioè fallo dove? Ma fallo dove? Bravissimo Bruma. Poi però c'è l'errore comendiano. Cerchiamo di non prendere gol magari ragazzi, cerchiamo di non prendere gol. Bravissimo Titan. Che belle che sono le pronunce comendiane, sono devastanti a volte. Anzi io direi di fare solo una partita, così dopo posso ricevere i consigli e non fare cagate sulle prossime. Ci spariamo solo questa oggi ragazzi, così posso avere i consigli, capire dove ho sbagliato, dove ho fatto giusto. Per quello che posso dire io nel mio piccolo, che mi sembra comunque la squadra un po' più equilibrata adesso. Sicuramente non c'è il calcio bailado, ma ragazzi il calcio bailado non lo puoi fare dopo 7-8 giornate con una squadra appena arrivato. C'è però adesso, come evitiamo di prenderlo. No. Anche col Borussia all'inizio le cose non andavano bene, ricordiamoci che l'altro anno storico che ho vinto Champions e Bundes, però
nelle prime 7 giornate ho fatto 6 pareggi, quindi insomma c'è... Non bisogna mai dare giudizi troppo affrettati, secondo me, su una squadra. Sicuramente non è un squadrone, non siamo i più forti dell'Eredivisie, però il Comendone può fare il miracolo. Poi c'è Tori, ragazzi, che pompa i giocatori in tutti i sensi. E ragazzi, Sparrow si gode. Vai. Bravissimo, il Bacca si invola. E il Bacca si invola. Quando il Bacca fa così mi eccita, vai Bacca. Il Bacca! E il Bacca la mette 2-0! 2-0 del PSV. Giampaolone il Bacca. Perché lui è Giampaolone Bacca, ragazzi. È Giampaolone. 2-0 abbastanza tranquillo. Siamo venuti fin qua per vedere segnare Kumenda. Dai che sono andati. Guarda il Dipe si invola. Adesso tra poco facciamo anche dei cambi per capire anche Ruiz come può giocare, che è un giocatore che finora ha fatto benissimo. Fuori gioco. Offside. Cioè, da quello che ho capito, il Bacca e il Dipe sono dei giocatori potenzialmente devastanti in futuro, quindi il Cova scarta tutti, il Cova 3-0. Matteo, Mattia, Marcus, Manfer, Giampaolo, Christopher, Paolino, Kovacic. Grandissimo 3-0. Oh, finalmente una buona vittoria. C'è anche da dire che la squadra probabilmente è la più scarsa dell'Eredivisie, però 6 gol in 2 partite, la squadra sta cominciando a svegliarsi, dai. Beh, è bellissimo questo. Van Brakel, non prendiamo, no. Vabbè, momento un attimo qua, classico rilassamento comendiano, è proprio una costante della mia vita. Il Bacca proprio un tiro impossibile, mamma mia. Substitution, please. Substitution. Allora, vediamo di togliere. Allora, il Dipe è distrutto. Qua purtroppo ecco, il problema grosso è che ho veramente una rosa cortissima. Allora, qua mettiamo Ruiz. E qua, chiaramente, ragazzi, io mi devo anche... Vabbè, qua proviamo questo qua. Vediamo, non è neanche male. Vediamo, 22 anni. Vediamo la velocità, beh dai, ci può stare, ok. Poi mettiamo Park, me lo metto sempre. No, prima mettiamo Ruiz e lo proviamo chiaramente al posto di Maher. Qua Ocampo si è distrutto, ecco qua chiaramente non ho un sostituto ufficiale, diciamo. Però possiamo mettere comunque un centrocampista. Ci sta comunque, mettiamo... Eccolo qua. Alla fine può fare il centro... Sì, anzi forse è più naturale anche, per certi versi. Sto facendo anche dei ragionamenti miei, ragazzi, cioè sono l'allenatore del PSV, ma ce lo devo essere a 360 gradi, ragazzi, perché devo commentare la squadra. No, c'è proprio, no, non la cagata del 3-2 subito, bravissimo. Occhio. Ruiz, il Bacca, vai piccolo Bacca, il Bacca si invola, vai Bacca, Ruiz di testa che sicuramente è un po' più forte. La squadra ha bisogno di dei ritocchi, chiaramente ha bisogno di una panchina un po' più lunga, però ripeto, sono anche belle le sfide, un po' difficili. Sicuramente avrò fatto male a vendere qualche giocatore, ragazzi, ma ripeto, mi sono anche informato sui vari giocatori forti di FIFA e da quello che ho letto non mi sembravano così devastanti, ecco. Però chiaramente mi fido di voi, ragazzi, se erano forti, mi scuso se ho fatto la cagata di venderli senza chiedere il consiglio. Vai Ruiz. Questa squadra qua è abbastanza scarsa, comunque eccolo qua. Mamma mia che bello, di testa, e c'è il fuoco. Non ci credo. No, e c'è il gol, e alla fine è arrivato, porca miseria, e alla fine è arrivato, grandissimo Kovacic. 4-1, ragazzi, dominio kumendiano, perfetto.
Ragazzi, se solo cambiando modulo che ci sono i risultati mi eccito, La cosa è abbastanza ufficiale. E si va a vincere 4-1. Allora ragazzi, buono, questa è una partita perfetta, veramente giocata molto molto bene. Finiamo qua il video, aspetto commenti, cosa devo ancora migliorare, cosa devo comprare, che cazzo devo fare. Insomma, ecco, mi sembro tanto l'alieno di avanti un altro. Aspetto consigli, ripeto, se in questo periodo magari vi ho risposto un po' meno, scusate fioi, ma veramente sono tanto impegnato. Chiaramente, insomma, mi piacerebbe avere ancora 18 anni, ma ne ho 26, quindi devo pensare anche alla mia vita, al lavoro, queste robe qua, perché meglio va il lavoro e meglio va anche il canale, nel senso, se comunque lavoro bene, come si dice, ho bei risultati, quindi anche soldini e tutto, magari un giorno posso creare, mi compro YouTube, mi compro il tubo e legalizzo la possibilità di vedere Tori in diretta nuda, che non mi sembra male ragazzi, quindi questo è il mio obiettivo. Spero di raggiungerlo al più presto. Va buono raga, dopo questi vaneggi colossali, un saluto al Comendone veneziano, grande vittoria per il PSV di Eindhoven, bellissimo il gol di Kovacic, pallo scavetto cumendiano pazzo, raga, un saluto dal Comendone veneziano e da Tori. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano, commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.